Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta per parlare del nostro tema del giorno. Come avete visto già durante la prima intervista con Laura Facciolo del Comitato Mamme No PFAS, oggi parliamo di un argomento delicato, ossia quello riguardante l'inquinamento da PFAS appunto in Veneto e anche nei 13 comuni della Bassa Veronese. Si tratta di una vicenda che va avanti da diversi anni, ma di cui è necessario parlare ora, sia per fare il punto della situazione in vista di un possibile processo ai 15 dirigenti di Miteni, l'azienda di Trissino considerata la principale responsabile della contaminazione di acqua e ambiente persone, sia per parlare di nuovi studi a riguardo che potrebbero portare a importanti scoperte, come per esempio la correlazione tra i PFAS e lo sviluppo cognitivo nei bambini, di cui si sta occupando il Teddy Child Study. E allora, proprio per parlare di questo progetto, siamo in collegamento con la dottoressa Sara Scrimin, professoressa di psicologia dello sviluppo presso l'Università di Padova e supervisore scientifico operativo nella progettazione e raccolta dati del Teddy Child Study. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, dunque, dottoressa, innanzitutto ci può spiegare cos'è il Teddy Child Study e quali sono i suoi obiettivi? Allora, il Teddy Child Study è uno studio che ha proprio l'obiettivo di cercare di capire meglio quelli che sono i potenziali correlati che ci possono essere tra lo sviluppo del bambino in diversi domini, giustamente quello cognitivo, come diceva lei prima, ma potenzialmente anche relazionale, emotivo, e la concentrazione, l'esposizione e la concentrazione di PFAS nel sangue. Sappiamo già dalla letteratura che queste sostanze hanno un effetto su diversi domini del funzionamento degli adulti e dei bambini, e l'interesse è quello di cercare di indagare se ci può essere una correlazione anche con aspetti psicologici dello sviluppo. Certo. Ecco, e come funziona la raccolta dati e a che punto siamo arrivati fino ad ora? Allora, per avere dei dati significativi e quindi che abbiano un valore scientifico, c'è bisogno di un numero consistente di partecipanti, cioè una numerosità molto ampia, ok? Tanti bambini che vengono valutati, tanti genitori intervistati, perché solo così possiamo avere validità statistica del dato. E per fare questo stiamo intervistando attraverso dei questionari i genitori dei bambini nelle zone rosse, quindi nelle zone colpite dall'esposizione a PFAS, e inviando dei questionari che i genitori devono compilare e attraverso i quali raccogliamo informazioni sullo sviluppo del bambino. Certo. Ecco, perché è importante arrivare alla conclusione di questo studio e anche dare, se possibile, il proprio contributo alla raccolta dei dati? È importante proprio perché serve una numerosità molto ampia, quindi se sono solo poche le famiglie che partecipano allo studio non possiamo arrivare ad un risultato scientificamente valido. E noi come università e come ricerca abbiamo il dovere di raccogliere dei che abbiano una validità scientifica, una statistica, e questa si può raggiungere in un aspetto così complesso come è lo sviluppo dei bambini solo con una numerosità molto ampia. Ecco, e quando è previsto più o meno alla fine di questo studio? È difficile definire una fine, nel senso che tutto dipende da quanti genitori partecipano. Prima saremo in grado di dire avremo un giunge adeguata e quindi riempire il studio. Il nostro obiettivo era di avere già i primi dati da poter analizzare entro quest'estate, quindi entro il periodo estivo. Chiaro. Ecco, e allora quindi l'ultima domanda che le faccio è questa: come se qualcuno volesse partecipare, insomma, che se qualcuno ci sta guardando, insomma, e volesse prendere parte a questo studio, come può fare? Allora, per partecipare allo studio trovate un sito aggiornato nella pagina del Dipartimento, abbiamo una pagina Facebook che si trova facilmente digitando Teddy Child Study, oppure attraverso proprio il comitato delle mamme No PFAS.
Perfetto, benissimo. Allora invitiamo chiunque appunto volesse partecipare, volesse dare il proprio contributo a insomma seguire queste pagine, a farsi avanti, perché sono dati veramente importanti, fondamentali. Noi, dottoressa Scrimini, la ringraziamo, grazie per essere stata con noi e averci parlato di questo studio molto importante. Grazie a voi, arrivederci. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento allora domani alle 12:15 con i nostri programmi e naturalmente nuovi temi del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.